Luan, presidente della Proloco di Carceri, ha partecipato oggi con le sue 500 per i carceri, è famoso per questo dopo 25 anni di questi raduni e molte volte anche qui a Pozzonovo. Ma oltre le 500 per questa sera vogliamo regalare al signor Sindaco la storia di Carceri, qui per l'abbazia e tutto quello che può significare per Carceri. Questo per lei e grazie dell'invito che abbiamo avuto per questa grande festa. Ma oltre al sindaco abbiamo anche un'altra consegna, un altro omaggio per il nostro grande presidente, che sicuramente conoscerà Carceri, ma qui l'abbazia è specificata in tutto il suo grande valore per quello che può essere Carceri. Troverà anche qualcosa nel retro, che anche questo è molto significativo, un tesoro da salvare. Grazie della giornata e siamo alle conclusioni. Col signor Sindaco, signor Giuliano e altri due sindaci con la sede. Ringrazio naturalmente Serafino per questo graditissimo omaggio. Grazie per essere stati qui con noi, con un lavoro di sinergia del Presidente del Consorzio Tesino delle Proloco del nostro territorio. È stato per noi un piacere ed è stato fatto anche un lavoro di sinergia, come ben hai detto poc'anzi. Insieme a me oggi sono presenti altri due sindaci, il sindaco di Corezzola, Mauro Fecchio, e il sindaco di Brugine, Michele Giraldo, perché se si fa squadra tutto va meglio. E poi escono anche giornate come quelle odierne dove tutto mi sembra sia andato per il meglio e l'unione fa la forza. Grazie per il graditissimo omaggio e grazie naturalmente a Giuliano Venturini, che è un mio concittadino, per cui per me è anche una fortuna. Ovviamente a loro hanno un grande presidente, io ho un presidente ma anche un cittadino nella mia comunità, la comunità di Pozzonovo. Grazie per l'impegno che ci ha donato e grazie naturalmente per questo graditissimo omaggio. Grazie. Grazie a lei.